ufficiale, la Serie A ricomincerà il 20 giugno, probabilmente con i recuperi della 25esima giornata. La prima a partire però sarà la Coppa Italia, con le due semifinali Juventus-Milan e Napoli-Inter, in programma rispettivamente il 13 e il 14 giugno, seguite dalla finale all'Olimpico il 17, naturalmente a porte chiuse. La Coppa Italia sarà quindi il primo trofeo al mondo assegnato sul campo dopo la pandemia. Nonostante la portata dell'evento però, le big non sembrano per niente felici di giocarsi immediatamente il titolo. Il Milan, tramite le parole del presidente Scaroni, ha comunicato le sue perplessità sull'iniziare subito dopo la lunga pausa con due partite così ravvicinate. E ora anche l'Inter si mostra scettico e avanza anche l'ipotesi di mandare la primavera a Napoli. Viste le reazioni delle squadre, la Lega sta studiando delle alternative, ma considerando il calendario compresso tra campionato e coppe europee e la conseguente impossibilità di rimandare la competizione, non sembra esserci molta scelta. La società KPMG ha stilato la lista dei club europei con più valore e, sorprendentemente, la top 10 non comprende la Juventus, che si è classificata solo 11ª. La graduatoria, spiegano dalla società, è stata creata prima del coronavirus e prende in esame diversi parametri, tra cui la redditività e il potenziale calcistico, la popolarità sui social e il valore dei diritti televisivi. La squadra più redditizia d'Europa risulta essere il Real Madrid, con un valore di oltre 3.400 miliardi, seguita da Manchester United e Barcellona. Il resto della top 10 include i club dei principali campionati europei, Liga, Bundesliga, Premier e Ligue 1, ma nessuna di Serie A. Per trovare società del nostro paese bisogna espandere la classifica. Oltre alla Juventus, 11ª, figurano Inter, in crescita e alla 14ª, Roma e Napoli, 16ª e 17ª, Milan, 22ª, in perdita rispetto alla stagione precedente, e alla 28ª posizione spunta la Lazio. Dalla Spagna arriva la notizia: il brasiliano Casemiro ha rinnovato con il Real Madrid fino al 2023. Lo riporta il quotidiano Marca, che poi ricorda che la politica del club più titolato al mondo è quella di non rendere pubblici i rinnovi contrattuali dei propri giocatori. Casemiro ha indossato la maglia dei Blancos per la prima volta nel 2013, ma è rimasto solo un anno prima di andare in prestito al Porto per una stagione. Si è riunito ai Merengues nell'estate del 2015 e da allora è diventato una delle colonne portanti della squadra. Il debutto nel mondo dell'ippica di Massimiliano Allegri non è andato nel migliore dei modi. La cavalla del tecnico livornese ha infatti chiuso all'ultimo posto la gara di Vichy in Francia. Una vera e propria beffa, perché l'equino era partito forte andando subito in testa, ma nel rettilineo finale è stato superato dall'avversaria e ha chiuso all'8º posto. La cavalla appartiene per il 50% ad Allegri e per il restante 50% a 3 altri comproprietari.